circa 3.000 tra studenti, scolari e insegnanti sono rimasti fuori appunto dalle aule il primo giorno di scuola dopo il rientro appunto post Natale. E questo è gravissimo perché le responsabilità di comune e ex provincia, città metropolitana, sono in capo ad un unico soggetto, e cioè appunto il sindaco Brugnaro. Lui dovrebbe rispondere di questi disagi creati appunto a migliaia e migliaia di famiglie. Inaccettabile quanto accaduto lunedì mattina in alcuni istituti del Comune di Venezia, secondo il consigliere a 5 Stelle Davide Scano, che imputa all'incuria dei dirigenti la mattina di lezioni saltate da 2.800 studenti di elementari, medie e superiori a causa di malfunzionamenti agli impianti di riscaldamento. Ad ogni dirigente, ad ogni quadro devono corrispondere delle vere e proprie responsabilità. E invece, come succede in questi casi, purtroppo non risponde mai nessuno, non c'è mai un nome, non c'è mai un responsabile, e questo non si riflette poi sul suo premio di produzione. Cosa gravissima. Già al secondo giorno di lezioni la situazione è comunque tornata alla normalità in tutte le scuole di Venezia, con l'esclusione dell'Istituto Veniercini di Castello, dove 300 studenti hanno deciso di tornare a casa, lamentando i tempi troppo lunghi dell'impianto di riscaldamento per far raggiungere una temperatura accettabile nelle aule. L'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzani, invita tutti a non drammatizzare quelli che restano piccoli inconvenienti. Siamo in Veneto, siamo abituati ad avere avuto inverni molto più rigidi, un po' di buon senso, insomma ci si veste di più, siamo forse abituati oggi a usare un riscaldamento che fa tenere la temperatura estate e inverno nello stesso modo, un po' per il condizionamento d'estate e un po' per il riscaldamento d'inverno. E invece l'inverno ha le sue temperature, vestiamoci un po' di più, poi se ci saranno situazioni di emergenza, le vedremo nel momento più opportuno.